quello è un lampione. Hanno giocato a pallone con quello. Con il lampione. Con il lampione, sì. A tante volte li troviamo anche per terra perché li strappano. Per cattiveria. Lo sconforto del signor Francesco, da mesi insieme a tanti altri residenti dei condomini che si affacciano su via Maroncelli a Padova, subisce le angherie di una baby gang che ogni giorno si ritrova nell'area verde del giardino delle Forsizie. È impossibile vivere così. Ieri sera qua cosa hai fatto? Perché io al solito... Ragazzini tra i 14 e i 18 anni che trascorrono pomeriggi bevendo superalcolici, consumando droghe e vandalizzando lampioni e panchine. Riuniscono 3 cellulari con Bluetooth, va bene, li inseriscono sulla cassetta e vanno avanti fino alle 10-11 con sta musica a tutto volume. Nelle ultime settimane sono diventati anche più aggressivi con i residenti che li vogliono allontanare. Lanci di bottiglie, le terrazze diventati bersaglio di una pioggia di uova. Tante volte li abbiamo trovati proprio sdraiati per terra e ci obbligano ad aggirarli perché loro devono stazionare qua. O se riescono finalmente a spostarsi, se ne vanno sotto perché hanno dei loro interessi. La baby gang usa infatti anche le cassette delle lettere per i loro scopi. Tante volte troviamo dei vetri rotti e dobbiamo stare attenti a quello che prendiamo. Quindi queste qua, vede che sono quasi tutte rotte, cioè e questa qua per esempio la prendono come un rifugio. Questa qua che è rotta, però qualcuno è riuscito a chiuderla, ma se no la aprono. Ci buttano dentro anche droga. Sì. Le chiamate alle forze dell'ordine sono quotidiane, ma la piazza è grande e le vie di fuga molteplici. I ragazzi scappano in fretta. Per questo i residenti vorrebbero un passaggio quotidiano della polizia locale. E intanto, dopo l'ennesima serata di bagordi, non resta che ripulire.